Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Sì, vedete bene, vedete benissimo, vedete veramente benissimo quanto sei bella amore mio. Mamma mia quanto è bella. Allora, comincio col dire che ho aspettato di fare questo video, di girare questo video soltanto perché stavo aspettando questa. Ho avviato una collaborazione con un sito che vende magliette, trovate il link in descrizione. Non c'è un codice sconto per voi, ma per il semplice fatto che le maglie sono veramente molto economiche e non riesco a capire il motivo, dato che la fattura della maglia è praticamente, non dico identica a quella reale, ma veramente molto simile. Il logo è un logo, non è che è stampato, cioè è stampato ma non è stampato appiccicato, è in rilievo, è in rilievo. Questo dell'Adidas, cucito, patch della Serie A. Tanto è tipo strana la patch della Serie A, però è fighissima. Logo d'Arborea. Provo a farvi vedere il nome. Tanto mi è scocchiata la schiena, si vede? Come potevo non prenderla del ninja? Non potevo. Non si poteva, non si poteva, cioè, dovevo prenderla del ninja. Mi raccomando ragazzi, trovate il link in descrizione se volete le maglie. Potete trovare qualsiasi maglia, però ovviamente la maglia del Cagliari è la maglia del Cagliari. Allora, dopo la marchetta facciamo questo benedetto video in cui io andrò ad analizzare soltanto il girone di andata. Potrei tranquillamente parlare anche della partita col Sassuolo, scusate, col Sassuolo, però fa parte del girone di ritorno e io mi voglio attenere a quello che è successo nel girone di andata. E rispetto ad altri pagelloni dove andavo a dare dei voti ai giocatori singolarmente, questa volta non farò così. Darò un voto generale al Cagliari facendo una somma, una media più o meno di quelli che potrebbero essere i voti dei giocatori, includendoci però anche allenatore, dirigenza e società. Sì, dirigenza e società si può dire che sono la stessa cosa, però vabbè. Come voto io darei 3. 4 a tenermi largo. 4 come il numero in angolano. 4 a tenermi largo. Perché non mi sento di dare di più. Allora, ricordiamoci che comunque la prima parte del campionato faceva parte dell'anno del centenario, quindi teniamo come pilastro del ragionamento questo e anche il ricordo della stagione scorsa, ok? Cominciamo col dire che secondo me la scelta di Di Francesco è stata una scelta corretta, però a questo punto mi viene in mente un qualcosa che ci ho pensato sentendo anche gli altri parlare. In particolar modo Pietro e Andrea durante la live di fine calciomercato. Noi abbiamo visto che il presidente nella presentazione di Francesco, tra l'altro chi non se lo ricorda, Di Francesco è stato presentato insieme al DS Carta, aveva detto che la squadra sarebbe stata costruita dal mister e dal DS. Però se poi Di Francesco durante l'arco della stagione mi va a cambiare 87 volte modulo, significa che dei giocatori che in realtà fossero così funzionali al gioco che propone il mister in realtà non siano stati presi. Ed è una grandissima delusione, perché vuol dire che tu ancora una volta mi stai prendendo per il culo. Mi stai palesemente prendendo per il culo. Però lasciamo perdere questa cosa, parliamo del calcio giocato, che è quello che ci interessa. Allora, io ho apprezzato tantissimo il Cagliari di inizio stagione perché ho visto che aveva un qualcosa che il Cagliari in questi anni non ha praticamente mai avuto, ovvero la mentalità. Cosa intendo io per avere una mentalità? Secondo me è
veramente eloquente il fatto che nell'inizio della stagione il Cagliari, anche se alcune volte si ritrovava a combattere in situazioni non rose, mettiamo caso stavamo vincendo, prendevamo il gol del pareggio, il Cagliari non si dava per vinto. Non era un Cagliari tipo quello di Maran, per dirvi, per farvi un esempio. Un Cagliari che appena magari pareggiava, rincorreva, andava con la difesa a 5 per cercare di mantenere il pareggio. No, era un Cagliari che lottava, ci provava, era grintoso, un Cagliari che aveva i coglioni sotto, un Cagliari che aveva la mentalità. E questo secondo me si era visto, nella prima parte di stagione si era visto. Ed era palese come questo fosse stato completamente merito di Di Francesco, perché il Cagliari questa cosa non ce l'aveva mai avuta, perlomeno non negli ultimi anni. È una cosa che io non ho mai visto nel Cagliari da quando lo seguo io, e stiamo parlando più o meno dal 2005-2006, stiamo parlando di una quindicina d'anni. Sì, vabbè, il Cagliari del 2007-2008, quello dei 2 anni fa, ma lì si trattava di necessità, lì fai di necessità virtù, stai per retrocedere, quindi ti fai forza e cerchi di averla per forza di cose la mentalità, ma qui si sta parlando di inizio stagione quando tutte le squadre stanno praticamente allo stesso livello. Il Cagliari ha dimostrato che a livello mentale era una spanna sopra molte squadre. Ed era una cosa che ho apprezzato tantissimo. Però poi c'è stato il blackout. Il consueto blackout. Ripeto, ormai ogni anno sembra il déjà vu dell'anno precedente. Perché succedono sempre le stesse cose. Non ho la presunzione di dire di chi è la colpa, di trovare per forza un capro espiatorio a quello che sta succedendo. Perché non lo so, ve lo dico sinceramente, non mi interessa saperlo, perché tanto anche se lo scopro, anche se lo scopro io, non cambia un cazzo. L'importante è che lo scopra chi, o lo scoprano chi di dovere e che risolvano il problema. Non devo essere io. Comunque, c'è stato consueto blackout e ritorna l'incubo perché con quello che sta succedendo, con quello che è successo, è ritornato quel periodo dell'anno in cui dal oddio c'è il Cagliari, me lo guardo a cazzo c'è il Cagliari, mo devo guardare. Che è diverso, che è veramente molto diverso. E io non so quanti magari hanno fatto lo stesso ragionamento o la vivono come la vivo io, perché magari molti potranno dire, ma se ragioni così o se la senti così non sei un tifoso. Pensatela come volete, io sinceramente negli ultimi tempi, vedendo quel Cagliari, l'ho vissuta un po' così. Non era più diventato un piacere il Cagliari, ma era diventata una sofferenza. Ma non una sofferenza perché giocasse male, perché ci sta a giocare male, ci sta a perdere, ci sta tutto. Però è quella sensazione di stantio di vedere ripetersi la stessa cosa anno dopo anno che ha fatto crescere quella oddio, mo c'è il Cagliari, mo devo guardare. E non va bene, e non va bene, perché in una società in cui si narra di questo fantomatico progetto, vedere la stessa squadra anni dopo anni, anche se cambiano gli allenatori e se cambiano i giocatori, come si dice a Roma, stucca, è stucchevole, stanca. Poi a livello prestazionale abbiamo visto partite buone, perché partite buone ci sono state, quella con l'Hellas, di cui purtroppo non ho potuto vedere tutta la partita. Poi un'altra partita buona comunque contro il Crotone, ok che è una neopromossa, ma ricordiamoci che comunque noi con le neopromosse non è che ci andiamo tanto a genio. Poi contro il Torino, pure se non mi ricordo, abbiamo giocato una partita comunque abbastanza buona. Non abbiamo brillato, però c'è stato un calo drastico poi nelle ultime partite. Da fare partite che comunque potevano essere finite tali a praticamente
creare nuove sitcom di real time, tipo non sapevo di essere in campo, cose simili. Ed è inaccettabile, Non farò e non darò i voti ai giocatori singolarmente, però vi dirò, andando un po' a memoria o a quelli che mi ricordo più che altro, quelli da cui non dico che sono rimasto sorpreso, però stanno facendo quello che mi immaginavo facessero, e di quelli, e vi dirò anche quelli ovviamente di cui sono abbastanza deluso. Allora, cominciando dai positivi, o meglio dal positivo, anche se positivo ultimamente è un termine che non è proprio congeniale. Aspetta, fatemi... Cranio. Non serve che io aggiunga altro. Alessio Cragno. Un nome e una garanzia, secondo me. Non voglio aggiungere nient'altro perché sarebbe inutile. Parla il campo per lui. Parla il campo. E penso sia l'unico di cui posso parlare in maniera veramente positiva. Potrei aggiungere Marin, però devo attenermi a quello che ho visto in campo. E Di Francesco purtroppo l'ha schierato molte volte fuori ruolo perché lo schierava da regista. Abbiamo visto che da regista non rende. Da mezzala è tutt'altro giocatore. Sono proprio Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Marin da regista e Marin da mezzala. Sono due giocatori completamente diversi. E fortunatamente abbiamo scoperto che Marin da mezzala è un giocatore vero e proprio. Le delusioni più grandi, principalmente includerei tutta la squadra. Tutta la squadra. Ligo Giannis non lo includo, perché Ligo Giannis ho visto alcuni che lo hanno osannato soltanto perché ha fatto 2 gol su punizione, ma fare 2 gol su punizione non lo rende Roberto Carlos. Rimane un semigiocatore. Rimane tendenzialmente un semigiocatore. A essere buoni. Per non dire che è una pippa, perché è una pippa. Se Ballardini è arrivato a dire tanto sbaglia e Ligo Giannis in quel passaggio in Genoa-Cagliari ha sbagliato, come ne ha sbagliato tantissimi altri, cioè la fama di Ligo Giannis lo precede. La fama di Ligo Giannis lo precede. E ho detto tutto. Quindi nemmeno mi ci attacco più di tanto. Una delusione grande è stata Oliva. Non mi è piaciuto per niente, ma per niente proprio. Anche Gaston Pereiro. Tra le note positive includo Cherry, che rispetto alle prestazioni che mi aveva abituato a vedere c'è stato un miglioramento. C'è stato un miglioramento, non stiamo parlando ovviamente di chissà chi, però secondo me, rispetto a quello che avevo visto in precedenza su Cherry, secondo me è migliorato. Poi per le note negative Oliva, Gaston Pereiro, anche lui nota negativa, però c'è da dire che hanno visto comunque poco il campo. Ma le due note negative più grandi sono Simeone e Nandez, due giocatori che dopo il Covid sono l'ombra dei giocatori che erano prima. Sono veramente l'ombra. E Rosico perché io preferisco il Ciolito a Pavoletti. Adoro il Ciolito, mi è sempre piaciuto come giocatore, però è diventato una pippa immane anche lui. Nelle ultime partite è inguardabile, è una sofferenza vedere Simeone in campo nelle ultime partite. E mi dispiace, perché io gli voglio un bene dell'anima a quel ragazzo. Gli voglio veramente un bene dell'anima. Però è veramente... non so nemmeno se si possa definire giocatore a livello attuale. Una delusione veramente enorme, enorme. E stessa cosa vale per Nandez, che ha avuto un calo prestazionale dal ritorno dal Covid che è allucinante, allucinante.
continua a correre, continua a metterci grinta, ma la grinta la mette nel modo sbagliato e ultimamente corre a vuoto. Non so che gli sia successo, non lo so. So solo che è una delusione. Da quando è tornato dal Covid è veramente una delusione. Poi vediamo se mi viene in mente qualcos'altro. No, per quanto riguarda il girone d'andata, perché, ripeto, mi voglio attenere al girone di andata, questo è tutto ciò che mi viene in mente, però sono molto curioso di sapere la vostra, quindi fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo che se volete una maglia come questa del Cagliari, trovate il link qua sotto in descrizione. Vi mando un bacione e detto questo noi regà, se beccamo in un prossimo video. Bella!